Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, oggi mercoledì 4 febbraio, siamo in attesa ovviamente di Francesco che si collegherà a breve, incomincio già a rispondere perché ho visto già delle domande per quanto riguarda Fanta 131, allora è aperto oggi il mercato, devo ancora mettere i crediti, questa è la verità perché l'ho appena calcolata, tanto c'è tempo fino al 13 di febbraio, quindi abbiate un po' di pazienza, in mattinata dopo che finisco la diretta vado a mettere i crediti a tutti, ovviamente ricordo ancora la differenza, per chi non è abbonato sono 5 cambi, sì, è aumentato di 1 il cambio perché c'è stata comunque una richiesta e allora abbiamo aumentato di 1 il cambio, mentre per gli abbonati sono sempre 7 cambi e 12 crediti. Abbiamo Francesco, facciamo entrare, eccoci qua, buongiorno Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Stavo spiegando un po' il discorso di Fanta 131, non ho ancora avuto modo di aggiungere i crediti perché ho appena calcolato la giornata. Siccome il mercato è aperto fino al 13, esatto. raga, fateci respirare un attimo. Esatto. Abbiamo allungato la sessione. È quindi... proprio per quello. Che No, sono se no giornate era lunghe, folle. sono giornate lunghissime. Non era folle, dai. Onestamente sarebbe stato troppo poco 3 giorni di mercato. Sì. Quindi a questo punto, considerando il fatto che non ci saranno più altre giornate, dico Esatto. di mercato nel mercato reale, non nel nostro mercato. Sì. Poi riapriremo più avanti almeno un'altra volta. Sì. Poi vediamo se addirittura a 2. Però dico, nel mercato reale, non essendoci più possibilità di cambi, quindi insomma, cosa cambia allungare di una settimana? Anzi, se siete furbi, ve li diluite e aspettate magari anche, no? Cioè della serie, magari non vi fate se non tutti siete in nella prima emergenza, settimana, esatto. Capito? Cioè, Ricordate, li potete dividere. Che vi darei io. Sì, ci sta. Ricordate, ecco, altra cosa importante, venerdì da quando riapre la giornata, la 24esima, quindi dalle 20:45 fino al lunedì che si chiuderà con Roma-Cagliari, il mercato lì chiaramente è frizzato perché c'è proprio l'opzione di fantacalcio.it che ti frizza il mercato quando la giornata è in corso. Poi dal lunedì alle 23, esatto, sino al 13 avete comunque lo spazio per fare il mercato. Quindi segnatevi tutto, vi aggiungerò i crediti, gli abbonati scriveranno all'interno del canale Telegram e come sempre andrà tutto bene. Allora, salutiamo Musiche, ben trovato. Allora, come state? Felice di vedere che ci sarà Vittorio. E dice su Fanta 131 ora dite 5 cambi, quindi hai cambiato idea. Sì, l'abbiamo aumentato di 1 perché c'era stata questa richiesta e alla fine ci può stare assolutamente. Allora, ciao Italuk, ben trovato. Non vedo l'ora di sentire parole di buonsenso sull'affare Luperto e chiarimenti sulla questione stadio. Ieri giornata delirante aspettando Angelozzi che parlerà oggi alle ore 14:30, quindi vediamo un po' quali saranno le risposte. Insomma, è ovvio che la questione Luperto ha una coda, possiamo dire da questo punto di vista, una coda, visto anche i commenti che sono stati nei social da parte di Luperto e anche della moglie sulla motivazione. È del suocero, è vero. Nel nostro canale, quindi è vero, insomma, assolutamente.
Sì, vabbè, cosa dire? Nel senso che ieri, se vi ricordate, vi ho detto, non abbiamo in questo momento elementi diversi per poter dare un giudizio diverso da quello che è l'analisi banalmente numerica e tutto. Il buon Luperto, forse ci ha sentito, ovviamente è una battuta, però dico, ha detto, aspetta un attimo che vi O dico... forse no. Che cosa? Forse non è una non è... battuta, forse ci ha Esatto, forse sentito non è, veramente. ma non credo. Comunque ha detto, forse cioè, questa è la situazione e ha scritto un post abbastanza chiaro, cioè non ha fatto nomi, ma mi pare che sia abbastanza evidente il tenore del messaggio, quindi insomma, nel calcio come nella vita sono momenti in cui si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite, di percorsi che cambiano senza poter intervenire. Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza, di essere messo da parte o di non sentirsi più parte integrante di un progetto. È la realtà dei fatti e va accettata. Ai tifosi del Cagliari voglio solo dire grazie per l'affetto e il calore del sostegno che mi avete dimostrato ogni giorno, dentro e fuori dal campo, un legame che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me. Ora si apre un nuovo capitolo, lo affronterò come ho sempre fatto, con impegno totale, rispetto e cuore. Darò tutto me stesso, ricominciando ancora una volta con la voglia di dimostrare chi sono davvero. Il calcio corre veloce, troppo spesso passa sopra le persone, alla fine restano i legami veri, pochi ma profondi, e le emozioni vissute insieme. Insomma, una bella bomba. Io ieri su Twitter ho scritto Luperto sgancia la bomba, parole forti, perché comunque il riferimento e l'accusa neanche tanto velata alla società è chiara. Più che all'allenatore mi sembra di poter dire direttamente alla società, proprio, cioè nel senso alla dirigenza, alla proprietà, al presidente Giulini e forse anche al direttore Angelozzi, non lo so. Comunque di fatto, leggendo questo, mi sembra che sia anche poi, avendo letto i commenti vari del suocero di Luperto in risposta a diversi commenti sia sul post appunto originale di Luperto che sul post che abbiamo fatto noi con la grafica riportando le sue parole, insomma, andatevele anche a leggere. Mi pare evidente che il giocatore non volesse andare via, che sia stato in qualche modo invitato, per usare un eufemismo, a lasciare Cagliari alla luce di una offerta per la società irrinunciabile, con tutto quello che poi ne deriva, insomma, anche da quelle che sono quelle che saranno poi le reazioni nelle prossime ore, nelle prossime giornate, soprattutto, aggiungo io, che conosciamo insomma un po' le dinamiche, qualora il Cagliari dovesse iniziare disgraziatamente ad andare male e soprattutto qualora ci dovessero essere errori in difesa. Cioè, mi pare evidente che ma se avessi tenuto Luperto sarebbe e sarà, posso già giocare quello che volete, la prima il nuovo hashtag. la prima delle accuse. Ripeto, giornalisticamente è molto interessante questo post. Io aggiungo che abbiamo provato anche a metterci in contatto sia col suocero, con l'entourage. Nessuno ci ha voluto dare ascolto e quindi insomma vedremo se ci saranno anche ulteriori sviluppi. Sicuramente questo pomeriggio sarà una domanda a Guido Angelozzi, cioè che è chiaro che la gestione di questa situazione già era il centro, secondo me il focus della conferenza stampa, comunque di una parte della conferenza stampa, già con quella che era stata la gestione appunto del tutto. Dopo queste parole diventa obbligatorio, ecco, approfondire anche per avere l'altra campana. Esatto. In questo momento ora Luperto si è espresso, bisognerà sentire anche l'altra campana, perché in un contraddittorio è giusto, è doveroso che sia così, e sono davvero curioso di sentire come la società giustificherà, credo già, penso di saperlo, un po' quel discorso economico chiaramente, ma soprattutto come commenterà Angelozzi
in quanto rappresentante della società, quando dirigente, anche le parole di Luperto, che insomma ha voluto lasciare Cagliari togliendosi, direi lui, Il sassolino dalla ogni scarpa. tipo... No, ma oltre ad essere il sassolino, secondo me è anche un discorso della famosa etichetta, di cui parlava anche Pisacane settimana scorsa, perché l'etichetta di mercenario, tra virgolette, a qualcuno gli aveva già attaccata Affibbiata, alla sì, schiena, vero. e quindi probabilmente, insomma, appunto, vedendo un po' anche tutta la situazione, ha deciso di fare questo post, che di fatto è un post di saluto e di ringraziamento ai tifosi, quindi un qualcosa di rituale, succede sempre, in tutte le piazze succede questo. Con queste bombette, insomma, non è così rituale. Tra l'altro mi stupisce e un po' mi dispiace anche questo fatto di aver scoperto un Luperto piccante, pepato, adesso che se n'è andato, perché tutte le conferenze e le interviste di Luperto erano abbastanza da 0-0, cioè fin dalla prima presentazione a Châtillon, no, vabbè, comunque questo è. Anche Faccio dice, beh dai, non ricordo grosse dichiarazioni d'amore verso i Cagliari e la Sardegna, è sempre stato professionale ma non di certo un romantico, e che un po' va a ricalcare un po' quello che hai Però detto. è curioso anche il fatto che Luperto abbia parlato settimana scorsa a Radio Serie A, cioè in un'intervista, quindi al canale tematico della Lega, si è andato lui, e dalle parole non mi sembrava sinceramente appunto un giocatore che volesse lasciare, ecco. Quindi secondo me queste parole sono anche abbastanza sincere e oneste. È chiaro che poi nel mondo del calcio, di fatto, comunque, quando si parla di dinamiche in cui c'è un'azienda di mezzo, in cui ci sono appunto gestioni di rapporti di lavoro, è chiaro che insomma può anche capitare appunto che non ci sia sempre totale accordo e concordia tra datore di lavoro e lavoratore, quindi vedremo Allora, che tipo di sull'orario sviluppo avrà. è alle 14:30, presumo che sia in diretta sul canale YouTube, presumo. Beh, non abbiamo indicazioni contrarie, Quindi dovrebbe essere intorno alle 14:30, dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, però non ci dovrebbero essere notizie negative in merito. Ma quando c'era Lupo, il nuovo leitmotiv stagione 26-27. Vabbè, ci sta. 26-27 secondo me neanche tanto. Ah no, 25-26, scusa. 26-27 l'anno prossimo. Infatti, no, dico, per l'anno questa... prossimo secondo me no. Per quest'anno, per questa seconda parte di stagione, potrebbe esserci. Vedo che c'è Vittorio, devo rispondere al telefono al volo. Vai, lo accolgo io. Torno subito. No, fallo entrare così lo saluto. Eccolo qui. Ciao Vito. Ciao Vito. Ci senti? No, non ci senti. Tu vai, ci penso io. Vai, Vabbè, sereno, arrivo, rispondi. torno subito. Vai tranquillo. Attendiamo nel frattempo Vittorio, io vado a mettere in visione anche gli altri commenti. Allora, dal punto di vista economico, operazione top, Rugani per dire è stato scelto per 2 milioni, dal punto di vista tecnico, pessime operazioni. Sono un po' i due punti di vista differenti. Nel momento in cui comunque hai un progetto, e questo l'ho detto anche ieri nel giustificare la pagina del 6,5, nel momento in cui tu hai un progetto giovani, visto che sei a più 11 dal terzultimo posto, si è fatto un po' questa operazione che dal punto di vista economico mi pare che nessuno possa avere dubbi. È vero, dal punto di vista tecnico il Cagliari sicuramente perde in difesa, perché l'ho detto 1000 volte, chi ha due difensori centrali come Mina e Luperto, nessuna squadra che lotta per la retrocessione, e perché adesso spazio a Rodriguez, spazio comunque anche ai vari Dossena, potrebbe essere adattato De Iola in quel... Allora aspetta che faccio entrare, guarda un po' se ci senti. Niente, non riesce a collegarsi Vittorio. Perché non riesce a collegarsi? Vabbè, ci riproverà. Sicuramente c'è un problema di audio, perché noi lo vediamo benissimo. Allora, a quanto pare non è più sicuro del posto da titolare. Potrebbe, nel senso che nel momento in cui ci sono delle situazioni dove magari non viene più messo al centro del progetto,
probabilmente c'è anche da questo punto di vista la non garanzia di titolarità. Potrebbe essere anche andato a Cremona, accettato a Cremona, perché lì sicuramente sarà titolare, anche perché giocherà al posto di Bianchetti come difensore centrale sinistro. Vittorio ha problemi di connessione, Fra, Sì, mi vabbè, ha scritto. vediamo un Adesso po' si collegherà. se riesce a Vediamo se c'è di risolverli. nuovo, vediamo. Questo dice di nuovo dispositivi non collegati. Allora, Italio che dice: molti, io per primo pensavamo che fosse voluto andare via per una rispettabilissima scelta professionale. Ha fatto bene a chiarire la verità con eleganza, meno eleganti i parenti. Vabbè. Secondo voi a giugno Mina va via? Ma, questo, io non ho notizie in merito, Fra. Presumo nemmeno tu adesso, anche perché poi ci sarà il mondiale. Quindi c'è un po' tutta una situazione legata alla manifestazione principe del calcio. Quindi vediamo un po' quale sarà la situazione. Vediamo se Vittorio prova. Non ti senti? Noi non ti sentiamo però. Secondo me può essere il Bluetooth della macchina, legato al Bluetooth della macchina, all'autoradio, può essere? Prova un po' a escludere il Bluetooth. A Vediamo vedere un un po'. attimo. Niente. Ti scrivo. Però sei muto. Però qui vedo che è muto, eh. Non è Esatto, attivato il sì. microfono. Non è attivato il microfono. Probabilmente StreamYard vede l'audio della macchina. Prova a riuscire. Rientrare escludendo l'audio della macchina. Perché non vede proprio l'audio. Quindi probabilmente StreamYard va in conflitto. Muto. Probabilmente. Risulta Perché muto. StreamYard è killer. Io allo stadio una volta devo fare 12 prove prima di riuscire a entrare. Quello è perché abbiamo detto noi a StreamYard di farti... Esatto. Di metterti... Sabotaggio. Esatto, Sabotaggio. un po' di pepe sulla... Vediamo. Stiamo diventando dei fonici provetti, ma molto provetti. Ah no, vabbè, il direttore, figurati, top. Io sto cercando un po' di Una capire carriera- come funziona la Una Tutte carriera... medaglie. Puoi contare. No, volevo dire un'altra cosa, perché adesso non ricordo chi dei nostri amici youtuber lo abbia detto. Aspetta che rispondo a Vittorio, mi tolgo un attimo. Sì, vai. Dicevo, non ricordo chi lo abbia detto dei nostri amici youtuber, di coloro insomma che fanno parte della galassia di Cagliari Social Arena, ha parlato di Rodriguez e di Rodriguez che ora si ritrova ad avere anche una responsabilità, insomma, col fatto che non ci sia più Luperto, tra virgolette, a coprirgli le spalle, no? A dover di fatto quasi autonomamente reggere su di sé tutta la pressione anche delle maledetto Gianluca, maledetto. Ci sei, Lucone? Sì, ci sono, Ci bisogna sei? chiamarlo al telefono perché ha Va bene, problemi con chiamalo al l'audio. chiamalo Lo al chiamo telefono. direttamente. Allora, io devo Chiamalo al togliere. telefono. No, mettiamo qua. Aspetta, devo cambiare io l'audio però, altrimenti non si sente. Dimmi se mi senti, prova a parlare. Io ti sento. Però perché non si toglie? Dunque, scusate ragazzi, ma prove Comunque, per tecniche di completare trasmissione. il ragionamento, ci sta assolutamente come opinione, però secondo me ci sta anche insomma, il fatto che un ragazzo di 20 anni abituato a giocare... C'è il ritorno, Nenno. Aspetta. Ecco, dicevo, abituato a giocare a Peñarol in Uruguay, da prima squadra, campionato bello caldo e tutto, e per me paradossalmente potrebbe essere anche peggio, cioè poteva essere peggio il fatto di giocare con Luperto in panchina, cioè della serie, nella prima parte di stagione, quando Rodriguez è stato buttato dentro tra le polemiche, cioè già quello poteva essere anche una situazione potenzialmente problematica, e invece comunque mi pare che abbia risposto abbastanza presente. Ovviamente adesso tutti ovviamente hanno in testa l'errore di Genova, ma l'errore di Genova vi ricordo che è un errore generale, un errore del centrocampo che fa passare la palla di Malinowski, un errore di Luperto che non scappa e non va a coprire
lo stesso in anticipo su quella palla, quindi è un errore globale, poi alla fine c'è passato Rodriguez per questo, quindi insomma. Comunque, vai, abbiamo Vittorio? No, non abbiamo Vittorio, ha detto che prova a ricollegarsi e forse ha capito qual è l'errore. Ok, bene. Quindi adesso lo attendiamo. Aspetta che ricambio l'audio qua. Ok, ora non senti più il ritorno. Abbiamo detto che riprova via video. Forse ha capito qual è Bene. stato l'inghippo. Quindi un attimino attendiamo. Stai dicendo, scusami se ti ho interrotto. No, su Rodriguez, sulla pressione che potrebbe avere Rodriguez adesso che se n'è andato Luperto. Secondo me poteva essere di più la pressione quando c'era Luperto, perché gli stava togliendo il posto. Ora che Luperto non c'è, lui che è anche abituato a giocare, è stato abituato a giocare, ripeto, in Uruguay, da titolare, in campionato che, come ben sapete, non è che sia proprio il massimo non è un campionato di Ducande, ecco, diciamo così, a tutti i livelli. Quindi mi pare che sia uno che la pressione la regga anche abbastanza bene. Tra l'altro è entrato prima titolare col Napoli e ha fatto bene. La prima titolare in campionato contro la Roma e ha fatto benissimo. Quindi non penso che il problema sia quello. Ecco. Cioè, io direi più che altro che il problema potrebbe essere a livello numerico, perché non hai un altro centrale sinistro propriamente detto. Però è vero che hai Obert, Dossena eventualmente potrebbe giocare anche in quella posizione, hai Zé Pedro, cioè ce n'è di gente, Sì, numericamente sei comunque coperto. Puoi anche giocare De Iola, difensore centrale in emergenza, come è già capitato. Quindi da questo punto di vista non c'è un problema numerico. Come dice Paolo De Rio, buongiorno 131, Luperto da giocatore di esperienza ha capito che d'ora in poi avrebbero puntato su Rodriguez, quindi ha dovuto scegliere se restare rischiando o andare via con ritocco di ingaggio. E potrebbe anche essere questa la situazione. Vediamo un po'. Vedo che c'è un collegamento, vediamo se ci riusciamo. Allora, Corrado dice nel frattempo, buongiorno, ma esattamente che condizioni è Dossena? Ma io le ho fatto proprio la domanda a Pisacane settimana scorsa e probabilmente ci vorranno ancora qualche settimana, forse anche meno. Vediamo un po', vediamo se riusciamo. Ci senti? No, sempre però muto. sempre muto l'audio, sempre l'audio. Guarda un po' da StreamYard in audio, perché magari legge da un'altra parte. Se ti dice audio telefono, niente. Allora riproviamo col telefono. Riproviamo col telefono come prima. Vai. Allora, riandiamo. Mi metto in muto allora. Sì, ripeto, vedremo un po' in questo momento cosa succederà sul fronte campo, cosa dirà oggi Angelozzi, perché insomma, le parole di Angelozzi secondo me oggi potranno essere molto molto utili per capire effettivamente poi anche quelle che sono state le motivazioni che hanno portato alle scelte poi fatte dalla società Cagliari, quindi insomma vedremo un po'. Luperto sta sabotando Vittorio, dice Nino. Luca, quando ci sei... Eccomi. Ciao Vittorio, ben trovato. Buongiorno, chiedo perdono per la mia vecchiaia, l'incapacità di risolvere il problema. Non ti preoccupare. Inizio io con le domande, Vito. Noi stiamo parlando della situazione Luperto, insomma. Vi sentivo. Ok, vorremmo avere anche una tua idea in merito. Ma guarda, parto da un presupposto. Allora, credo che sia un momento di verifica per il Cagliari, soprattutto per la società e per il progetto. Cioè, nel senso che noi abbiamo accolto il progetto, lo abbiamo aspettato. Per certi versi devo dire che l'ho anche sostenuto, cioè nei momenti difficili siamo stati capaci di, generalmente, anche come stampa in genere, di aspettare la crescita di questa squadra. Ora che la squadra è cresciuta, che tu hai raggiunto un livello di classifica tale, devi dimostrare che realmente questo è un progetto. Cioè devi dimostrare che stai ponendo le basi
come partenza per poter fare qualcosa di diverso rispetto al passato, perché altrimenti rischia di essere il raggiungimento in modo precoce del risultato come negli anni passati e la ripetizione di questi capitoli che abbiamo visto anno dopo anno, dove non c'è stato poi una base per poter far crescere la squadra e ripartire all'inizio di un campionato con qualcosa di già posto per poter non ricominciare da capo. È un momento di verifica, quindi la cessione di Luperto si colloca in questa incertezza, in questo dubbio critico, badate bene, che è un punto di verifica, che non ti aiuta tanto a capire per un semplice motivo, perché non capisci fino a che punto si tratta di pensare al progetto e quanto abbia inciso anche la volontà personale del calciatore. Il calciatore che si dice per certi versi con il messaggio su Instagram che avete anche voi riprodotto, forse non sentiva più il fatto che lui potesse essere parte di questo progetto anche per il futuro, ed è probabile che sia così. Contemporaneamente dico che durante il campionato vedremo ora se la sostituzione in prospettiva di Luperto, che magari faceva parte del programma per mille motivi che possono essere anche di carattere tecnico, perché comunque sia c'erano stati degli episodi in cui Luperto ha mostrato qualche lacuna. Insomma, tutti questi aspetti se sono frutto di un progetto e quindi di una soluzione logica, oppure se hanno una ragione esclusivamente commerciale legata al prezzo che Luperto aveva in questo momento e che tutto sommato faceva comodo incassare. Ci sta. Ti chiedo proprio adesso sul mercato in generale, cioè sul mercato del Cagliari, sia in entrata che in uscita, come lo valuti e in generale come si collega anche al fatto che il Cagliari comunque si trova a più 11 dalla terzultima in classifica, che attualmente è la Fiorentina. Probabilmente ha anche velocizzato questo percorso, secondo te, Vito? È ovvio che se il Cagliari fosse stato a un punto, probabilmente, non abbiamo certezze, ci mancherebbe, però magari il discorso Luperto si sarebbe ragionato in un'altra maniera. Sì, probabilmente sì, io credo che abbia fatto un ottimo mercato, e spero anche che la classifica, per quanto tu la debba guardare, ti aiuti a essere ancora più sereno nel processo di crescita, cioè nel senso che prioritariamente devi pensare a far crescere la squadra, chiaramente deve essere compatibile con la classifica è diventata assolutamente compatibile con il progetto, ora bisogna dimostrare che i punti in classifica non sono un limite, un freno alla crescita, ma sono proprio la certezza della crescita e quindi la possibilità di crescere ulteriormente. In questo senso dico che il mercato, se il progetto andrà avanti, è un mercato ragionevole ed è fatto in modo assolutamente razionale. Intanto anche per il proseguo della stagione, perché far venire due giocatori come Suleiman e Dossena, che conoscono già l'ambiente, ti abbatte un po' tutti quelli che sono i tempi di adattamento che un calciatore naturalmente deve avere. Ho dei dubbi sulla condizione di Dossena, bisogna vedere un po', anche se poi dico che c'è stata parecchia attenzione nel mercato del Cagliari a quelle che sono le condizioni fisiche dei calciatori. Il fatto che non sia arrivato qua perché si è stato manifestato un po' di perplessità in merito alla sua condizione fisica, mi rassicura nei confronti di Dossena, cioè se Kouamé no e Dossena sì, voglio pensare che Dossena sia effettivamente in condizioni di poter fare il suo campionato, perché in questo momento poi diventa determinante, quindi se Dossena è al top, ecco che la logica della gestione di Luperto, soprattutto in prospettiva, perché si pensa al Cagliari che Dossena sia più adatto di quanto lo possa essere Luperto, tanto di cappello, perché effettivamente stiamo guadagnando in anni, perché comunque Dossena ha 2 anni in meno, stiamo guadagnando in centimetri, perché comunque Dossena ha 4 centimetri in più in altezza, stiamo guadagnando insomma sotto molti punti di vista, oltre che incassare dei soldi, perché il prezzo che è stato pagato per Luperto è un prezzo, intanto è il prezzo massimo che Luperto ha mai raggiunto nella sua carriera, e il Cagliari ha avuto comunque una plusvalenza che, se le cifre che girano sono quelle, di circa 1 milione dopo aver utilizzato il giocatore un anno e mezzo. Ci sta assolutamente. Ti chiedo invece su una questione di campo. È ovvio che lo switch di Gaetano lì come play, c'è stata poi anche la cessione di Prati, e ti chiedo anche su questa cessione qual è il tuo pensiero. Per ovvio che Gaetano messo lì come play
ha cambiato sensibilmente un po' il gioco del Cagliari, al di là delle 3 vittorie, che sono state 3 vittorie diverse, dalla Juventus alla Fiorentina al Verona, però ecco, questo cambio di passo probabilmente è stato determinante. E su Prati, ti chiedo, ti aspettavi questa cessione? Allora, intanto per quanto riguarda il ruolo di Gaetano, la comparazione che faccio tra le partite perse e le partite vinte. Le partite perse e le partite vinte secondo me non hanno questa grande differenza. Hanno la differenza solamente nel fatto che tu hai fatto gol e non lo hai subito. Devo dire che secondo me sono dettagli, perché se io penso alla partita con il Genoa, per i lunghi tratti, è stata una partita giocata ad altissimo livello, dove non hai segnato. Se penso anche alla comparazione tra Cagliari-Milan e Cagliari-Juventus, in Cagliari-Milan abbiamo avuto molte più occasioni per segnare di quante ne abbiamo avuto con la Juventus, e abbiamo sofferto il Milan molto meno prima del gol del Milan, che poi ha messo in freezer la partita, e questo bisognerebbe dirlo a tutti quelli che parlano di tempo perso, di interruzioni, e compagnia. Tutte le squadre fanno questo tipo di gioco, e quindi in quella comparazione devo dire che alla fine non c'è una grande differenza di gioco. Il gioco è andato secondo me sviluppandosi di partita in partita, e contemporaneamente non c'è neanche una grande differenza, perché una delle cose che caratterizza questo Cagliari è che di fronte a qualsiasi tipo di assenza ha trovato una soluzione, e le soluzioni le ha trovate molte volte con la grande disponibilità dei calciatori a rimettersi in gioco. E se i calciatori poi arrivano da un momento di difficoltà come Gaetano, molte volte semplicemente spostandoti leggermente di 10 metri avanti o 10 metri laterali, hai già un grande vantaggio, che è quello di riuscire a pensare che quella soluzione sia la soluzione, e già questo ti sblocca rispetto a tutte quelle che potevano essere le paranoie mentali che un calciatore si fa nel momento in cui non rende. In Gaetano questo è avvenuto perché inizialmente non è stato spostato come ha giocato nell'ultima partita, ad esempio, davanti alla difesa a cercarsi la posizione, ma lateralmente, finché ad esempio in campo c'è stato anche Prati, può essere stato un altro organizzatore di gioco, e si è spostato ulteriormente perché sta prendendo anche lui consapevolezza del suo fare, e quindi con maggiore libertà si trova la posizione in campo, riesce a essere utile ai compagni. Altre volte questo non capitava, era magari più confinato a sinistra di quanto invece ha spaziato nell'ultima partita. Quindi non credo molto nel fatto che questa squadra dipenda dal rendimento dei singoli, dipende dal rendimento di tutti, ma nel momento in cui questi tutti vengono messi in condizione di poter dialogare tra di loro. E l'altra cosa su Prati è che Prati, a differenza di Gaetano, a mio giudizio, non ha saputo trovare quella collocazione. Ha avuto delle buone partite, ne ha avute altre, e devo dire che l'abbiamo aspettato a lungo, e se l'anno scorso poteva lamentare il fatto di non essere stato utilizzato adeguatamente, Gaetano ha fatto il doppio dei minuti in questo metà del campionato rispetto ai minuti che ha fatto nell'intera stagione scorsa, e quest'anno le occasioni le ha avute, ma la continuità non l'ha trovata. Ci sta. Passo la palla a Fra. Vai. Eccomi, allora, no Vittorio, ti faccio un'altra domanda invece, che è una specie di provocazione in qualche modo, nel senso che adesso metto la classifica in sovraimpressione, è una classifica che dice che il Cagliari ha, come ben sappiamo, 11 punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima e 2 in meno rispetto al Bologna decimo. Siccome tu hai vissuto e raccontato, e ti abbiamo ascoltato e apprezzato tanto, ovviamente negli anni d'oro del Cagliari di Cellino, in cui c'era Allegri, insomma tutta quella bella, quel bel Cagliari del passato, in cui il Cagliari abitualmente gravitava in queste posizioni di classifica, e sì, soffriva, ma in realtà mai come negli ultimi anni. Nonostante il Cagliari sia a 2 punti dal decimo posto, in tanti continuano a guardare alla Fiorentina terzultima, invece che guardare i meno 2 punti dal decimo, si guarda con paura ai più 11 sulla terzultima, che possono essere pochi da quel punto di vista. Ecco, tu che hai vissuto entrambi i periodi, anche quando il Cagliari appunto in qualche modo andava bene abitualmente, come si può affrontare in maniera lucida una situazione del genere? Cioè, come si riesce a pensare, a guardare avanti e non sempre necessariamente a doversi guardare indietro?
Si fa con il raggiungimento della consapevolezza di una qualità che si chiama autostima. Chi è capace di raggiungere uno stato di consapevolezza che si chiama autostima, appunto, è capace di stimare i propri pregi e i propri difetti, cioè sa capire bene ciò di cui è capace e ciò di cui non è capace. Questa cosa secondo me sta avvenendo nel Cagliari, sta avvenendo dentro la squadra e dobbiamo cominciare a imparare anche noi tifosi, dico, da questo stato, cioè non guardare ai difetti come se fossero preclusivi qualsiasi tipo di possibilità, ma guardare i difetti come la materia del mio lavoro settimanale e prendere però atto anche che hai delle qualità, che non è tutto da buttare e che non avendo tutto da buttare devi renderti conto che ogni partita, la partita serve per mettere in mostra i tuoi pregi e per nascondere al massimo i tuoi difetti. Gli allenamenti servono per curare tutti i tuoi difetti in modo che poi possa avere più pregi da mettere dentro la partita. Questo deve essere un po' la mentalità, che è una mentalità che secondo me dobbiamo avere tutti per tutto quello che facciamo nella vita. Quando io dico che il Cagliari secondo me è una grandissima metafora anche per la società sarda, un traino, lo dico per questo, perché i tifosi attraverso questo tipo di ragionamento possono avere uno stato di immedesimazione su quello che deve essere anche il nostro stato economico, il nostro stato sociale, la nostra prospettiva di vita, la nostra capacità di guardare le cose. Il pessimismo ti blocca, l'ottimismo ti porta ad agire e quando tu inizi ad agire, per quanto tu possa sbagliare, ti sei mosso. Quando ti blocchi non puoi muoverti da quello stato. L'idea di dover fare qualcosa quando tu stai male è fondamentale, perché altrimenti ci piangiamo addosso, diamo la colpa agli altri e da lì non ci muoviamo. Io credo che da questo punto di vista il tifoso deve capire che la dimostrazione del fatto che si possa crescere è comparare ciò che si diceva a luglio con quello che si dice oggi, vedere quello che si faceva a luglio con quello che si è fatto oggi, guardare a quello che si è fatto quest'anno fino a questo momento con tutto quello che si è fatto negli ultimi 10 anni, a parte qualche eccezione, perché bisogna comunque dare atto che Maran e Rastelli avevano avuto comunque un passo che non era quello poi solito degli ultimi 10 anni, in cui l'unica preoccupazione è di non prenderle, e quando tu hai come preoccupazione il non prenderle ti presenti con le orecchie basse e quello che c'è di fronte capisce che ti possono picchiare. Ci sta assolutamente. Proprio su questo, sul discorso relativo anche a quello che potrebbe essere il Cagliari da qui a fine campionato, ti chiedo come vedi la prossima sfida, ovvero contro la Roma che arriva dalla sconfitta contro l'Udinese, Roma sconfitta all'andata in un momento anche difficile per il Cagliari, perché ricordiamo che il Cagliari non vinceva da quasi 3 mesi, da quel famoso doppietta Parma-Lecce. Cosa ti aspetti il lunedì alla voce sia col discorso post mercato sia anche del fatto che il Cagliari comunque arriva da 3 vittorie, la Roma ha bisogno di punti, ma anche il Cagliari non deve fermare questo trend, che sia un pareggio, che sia una vittoria, l'importante comunque è che il Cagliari non tradisca quello che sta portando avanti nelle ultime giornate. Questo è stato ricalcato anche a livello nazionale, ovvero che il Cagliari produce comunque gioco e questo non è scontato, vedendo anche un po' le varie squadre che lottano per la retrocessione. Ma infatti mi aspetto una prova coerente con il gioco che è stato finora espresso, coerente con i correttivi che sono stati adottati sulla base però di un progetto che già prima aveva manifestato delle qualità, indipendentemente dal risultato. Cioè in questo momento ancora di più tu devi credere nel tuo gioco, il fatto che il gioco e l'idea che tu hai, la tua identità possa essere ciò che ti produce punti e non viceversa, che tu devi cambiare per produrre punti. In questo momento è questa possibilità di pensiero, ancora di più rispetto a prima, che andando avanti nel tuo lavoro, andando avanti nel progredire nelle tue abitudini, nel continuare a fare le cose che fai bene per evitare di dover ricominciare da capo, ci deve essere la natura insomma della prossima partita. Poi, come ho detto prima, se io vado a comparare non ritengo che le partite vinte siano quelle giocate meglio, perché molte volte abbiamo giocato meglio e non vinto. L'importante è che però ci sia una coerenza in questo senso, e l'idea di gioco e il fatto di pensarla in questo modo deve diventare un'abitudine, perché la coerenza, quando io parlo di coerenza, parlo proprio di insistere in modo metodologico e metodico su quella che è la tua idea, insistere sulle tue abitudini mentali, insistere sui tuoi comportamenti, perché solo così inizierai a fare calcio come si fa a colazione, lo fai ogni giorno senza pensare di doverlo fare.
È vero, sì, il discorso mentale ci sta assolutamente, anche perché è un allenamento, nel senso che comunque Ora deve è essere tutto. soprattutto un discorso mentale. Infatti, Ora, soprattutto perché poi abbiamo a che fare con lo step di un calciatore si vede proprio in questo. Ci sono in quei calciatori che quando passano alla grande società arrivano da appagati e non riescono a rendere, e quei calciatori che riescono a cambiare status, cioè giocavo prima in un contesto dove l'obiettivo era questo e sapevo giocare in quel contesto, mi ritrovo in un contesto diverso, mi so adattare e so lavorare per cambiare contesto. Quando questa cosa la devi fare all'interno della stessa squadra è molto più complicato, perché la stessa squadra che ha iniziato con la fobia di dover retrocedere, che ora non dovrebbe più avere questa fobia, che è la domanda di Francesco di prima, deve avere dei calciatori capaci di fare uno step mentale di questo tipo. Perfetto, noi ti lasciamo andare, ti ringraziamo, ti faccio salutare anche da Francesco, adesso lo metto in linea. Scusatemi se non sono riuscito a comparire in corpo ai presenti. Non ti preoccupare. Tranquillo. Recuperiamo a breve sicuramente. Va bene, d'accordo, grazie. Ciao Vito, grazie Un mille, abbraccio ciao ciao. forte, buon lavoro. Grazie Ciao, altrettanto, ciao ciao. ciao. E voilà. Eccoci qua. Aspetta. Ok. Eccomi qua, perfetto. Adesso si sente benissimo. Ringraziamo ovviamente Stefano, nuovo membro su YouTube. Grazie mille Stefano per il supporto. E vedo che ci sono Bene. anche i prossimi ospiti. Esatto. Iniziamo, non me ne vorrà il buon più giovane, ma iniziamo non dagli anziani, dagli esperti, dai senatori. Nando Mura, ben ritrovato su questi schermi. Buongiorno Nando. a tutti. Da più vecchio, Come sì. Esperto, ho detto, vecchio non si dice. Non ti chiedo come stai, visto che siamo visti ieri. però, Buongiorno insomma. Luca, ciao. Buongiorno Nando. Facciamo entrare anche il prossimo? Assolutamente sì. Presentiamolo. Riccardo Piccià, uno dei senatori dell'Esperia Grande Olimpia Riccardo. Calcio. Senatore, quanti anni hai, Ricky? Buongiorno a Ricordiamo. tutti, buongiorno 28, sto crescendo anche Vabbè, io. beato te, Beato te. Poliedrico È un talento colpo. dell'Esperia Olimpia Calcio. Nel frattempo Nando mi sa che deve avere qualche piccolo problema di connessione. linea. Esatto, e quindi magari gli diciamo di rientrare a breve. Ma allora Ricky, intanto grazie di essere nostro ospite questa mattina. Grazie a voi per l'invito. Vabbè, sai che è un piacere per noi, un'Esperia che quest'anno, insomma, tornata al Palapirasto, direi che questa è la cosa più bella probabilmente, non Sì. ce ne voglia, anche la stagione scorsa ci mancherebbe, però sai, quest'anno il fatto che il basket cagliaritano possa essere rivisto nuovamente nel suo tempio principale, che è appunto il palazzetto dello sport di via Rockefeller, è chiaramente una cosa positiva. Sta andando benino? Posso dire benino? Che dici? Sì, Perché so che sì, siete dai, molto sì. ambiziosi, quindi chiaramente in questo Dai, momento però ci sta in anche classifica- l'ambizione, penso che sia anche una cosa che ci spinge a fare meglio, quindi Esatto. ci sta anche quello, Esatto. dai. Esatto, però comunque con margini di crescita direi enormi, no? Sì. Diciamo che poi dopo l'anno scorso che comunque abbiamo sfiorato la promozione, abbiamo iniziato questo campionato con l'idea di arrivare fino in fondo, ovviamente. Poi è una squadra sicuramente nuova, perché comunque abbiamo cambiato un po' di giocatori, e il nostro giocatore comunque più forte, che è Marco, era fuori per infortunio, quindi dovevamo un po' capire come andare avanti, diciamo. Però secondo me adesso piano piano stiamo trovando la quadra, adesso anche con l'ultima vittoria in trasferta, dove io purtroppo non c'ero perché dovevo lavorare, quindi non ero presente, quindi forse non dovrei più partire in trasferta, almeno mi è stato detto così dalla società, mi è stato detto così. Io fossi in te non lo direi, allora, non lo direi a mezzo, insomma, davanti ai microfoni, perché poi magari Federico Manca ci crede e allora No, gliel'ho già davvero chiesto, lascio. perché ieri Ecco. siamo visti, avevamo allenamento, e ho detto: ma Fede, ma posso venire a allenarmi o rimango a casa? Gli ho detto. Dimmi tu, io Dimmi io tu, mi gli ho detto lui, rimetto no, dai, alle vieni, tue vieni, decisioni. Mi adeguo. No, Nando, passo la Buongiorno. palla a te.
Buongiorno, ti avevamo Buongiorno, perso per un Nando. secondo prima, Sì, quindi ne sì. approfittiamo. No, ma vi ho sentito. Saluto Riccardo, saluto Ciao anche Nando. Luca, ciao. E beh, Grazie. insomma, sabato è una partita anche un po' speciale perché dopo dall'inizio del campionato rivediamo Niente. Oggi è il Siamo- giorno, le oggi è il giorno che ci stanno boicottando, ci stanno VP dello boicottando in maniera... Nando, non ti stesso sentiamo campionato, bene. cioè probabilmente Nando, diventano per Nando, 5, cioè stiamo parlando di un ascoltami, disattiva il giocatore video. che Disattiva il dimmi, video, dimmi, così se disattivi il video così la connessione non ti va sento. esatto, va un po' più rapida. Vabbè, Pronto. gli scrivo per messaggio. Però ecco, quello che stava dicendo Nando, quello che si è capito, Ricky, no? Cioè la prossima partita interna diventa interessante. Beh sì, è essenziale direi, perché comunque ora non vorrei dirlo, ma bisognerebbe fare il filotto, nel senso cercare di non perdere più una partita. Ci siamo sbloccati in trasferta, in casa alla fine siamo sempre andati abbastanza bene, abbiamo comunque perso solo una partita contro una squadra che per me, ora come ora, è la squadra più forte che ho visto nel campionato, che è BK Roma, che comunque hanno fatto una grandissima partita. Però adesso è arrivato il momento di provare a non perdere più una partita, quindi comunque tenere comunque in casa il fortino, diciamo, e cercare in trasferta e comunque di continuare a vincere. Alla fine, adesso in trasferta abbiamo tutte squadre con cui abbiamo già vinto in casa, quindi sappiamo magari come poter riuscire a batterle. Bisogna solo essere concentrati, non è una cosa infattibile, diciamo. Assolutamente sì. Hai detto l'anno scorso, chiaramente grande stagione, Sì. anche con grande rammarico nel finale, perché tu prima hai parlato di Purtroppo sì. Marco Giordano, ricordiamo, fuori classe assoluto argentino, già dall'anno scorso con la maglia dell'Esperia, purtroppo problemi fisici importanti sia l'anno scorso che quest'anno, Sì. tant'è che appunto ha esordito l'ultima se non erro, Sì, no? sì, E quindi sì. insomma, metà campionato saltato e questo diventa già un peso in qualche modo, no? per quella che è stata la classifica, ma dall'altra parte te la giro lì, Ricky, al contrario, è vero che non averlo avuto nella prima parte di stagione è stato sicuramente un problema, ma ora il problema è per gli altri, perché ce l'avete per la seconda parte di stagione e quando recupereremo Nando, Ecco, che forse abbiamo vediamo un po'. recuperato in audio. Nando, ci senti? Sì. Ecco, vedi che adesso è meglio. E vi vedo anche, voi non vedete, beh, questo è un vantaggio per chi ci fa. No. No, più che altro perché così consumi un po' meno connessione. Ieri però, appunto, siamo visti con Nando. Nando mi diceva questo. È vero che non hai avuto Giordano nella prima parte di campionato, ma ora inizia un'altra stagione, vero Nando? Sì, beh, l'Esperia ha fatto a meno del giocatore più forte, non dell'Esperia, ma probabilmente di tutta questa conference. Poi io non sarei così, non guarderei la classifica, perché questo è un campionato come tanti, tranne il calcio, come tutti tranne il calcio, in cui c'è il playoff. Il playoff è un'altra roba, cioè la storia della pallacanestro ci insegna che la Dinamo ha vinto lo scudetto partendo dal quinto posto. La stessa Esperia, che però si chiamava Cagliari all'epoca, era salita dalla B2 alla B1 partendo dal quinto al sesto posto. La Mercedes Alghero è salita in Serie A1 femminile partendo dal quinto posto. Cioè, oggi la Cinecittà, Stella BK, che ha Gianni Riccardo è la squadra più forte, ha quasi il doppio dei punti dell'Esperia, ma nella regular season. Nel campionato partita rivincita è bella, è un'altra cosa anche, No, certo. anche Riccardo lo sa, quindi bisogna avere la partita. Poi io dico che io paragono, anche se sembra una cosa molto audace, questa Esperia alla Dinamo dello scudetto, che è un paragone inaccettabile, però la vera forza di quella Dinamo era la presenza di un gruppo di italiani. Anche qualche settimana fa ero a Sassari per un incontro, ne parlavo proprio con Jack De Vecchi e gliel'ho detto: senza te, Nuzzo, Brian Sacchetti, Massimo Chessa e Formenti, voi non avreste vinto niente, perché quella era la forza, lo zoccolo duro, l'anima della squadra. E l'Esperia ha questo gruppo
sardo che è partito 4-5 anni fa dalla Serie C regionale, dove c'è Riccardo, c'è Cabriolu, c'è Loci. ci sono tutti, c'è Loci, c'è lo stesso Pili che è un giovane che manca, che sta facendo un campionato eccezionale, quindi tu hai voglia di prendere giocatori da fuori, ma devi avere una forza, un'anima formata da gente che magari ha un minutaggio più basso, che ha meno, che tira di meno, che però che danno un'immagine, un'impronta a questa squadra. Quindi Sì, che è essenziale alla fine. sì, è fondamentale perché negli anni successivi la Dinamo ha cominciato non a caso un po' sì, perché si è abbassato il budget, perché gli avversari sono diventati più forti, tutto quello che vuoi. Però ha smesso Vanuzzo, ha smesso De Vecchi, ha smesso Sacchetti, è andato via, Sacchetti il figlio. E quindi era soltanto, come dire, un gruppo di giocatori, tutti molto bravi, ma senza un filo conduttore, un'anima. Ecco, invece l'Esperia da anni ha questo straordinario gruppo di ragazzi e mi viene da ridere oggi a pensare che ragazzi come Riccardo, Gigi Cabriolu, Daniele Locci giocassero in Serie C regionale, insomma, cioè, erano ragazzi che meriterebbero un palcoscenico molto, molto più elevato. E poi non dimentichiamoci che questa squadra ha riaperto il palazzetto. Dopo quasi 30 anni, 25 anni, Cagliari ha riaperto il palazzetto per ospitare una squadra di basket sarda che a parte, voglio dire, l'esperienza dell'Academy. Assolutamente. Ricky, stiamo guardando il video Sì. appunto, sul profilo dell'Esperia, gli handshake di Ricky Pino. Secondo me questo video sintetizza in maniera perfetta un po' il concetto che stava dicendo prima Nando, no? Cioè l'anima sarda, cagliaritana di questa Esperia, e anche in questi piccoli gesti, perché poi alla fine uno dice sì, vabbè, ma cosa sta facendo? Sta dando dei 5 a tutti lì, così. No, in realtà invece c'è sotto un valore molto, molto più forte, Certo. più umano anche di quello sportivo, no? Certo, Di questo certo. gesto. Noi prendiamo dagli americani queste cose, quindi... Però sì, è vero. In salsa sarda. Esatto. In salsa sarda. Prima di ridare la palla a Nando, ti chiedo io faccio io questa domanda, Ricky. Differenze anche rispetto all'anno scorso di questa squadra, perché l'anno scorso era in qualche modo l'esordio, il ritorno, ecco, in una categoria nuova. Quest'anno anche un po' scottati appunto da quello che hai detto tu prima, no? Il finale dello scorso anno che ha lasciato il rammarico, ma anche secondo me la voglia di mangiarsi in qualche modo questo campionato in questa Sì. stagione, in qualche modo. Quali sono le differenze secondo te? Beh, allora io a primo impatto vedendo la squadra, per me è una squadra completamente diversa, perché comunque hai preso Frattoni, che è un giocatore che l'anno scorso non avevamo, nel senso che comunque è un giocatore che gioca tanto, è un giocatore che sono curioso di vedere anche insieme a Giordano, perché comunque può essere una bella coppia. E in più hai perso Maresca, che comunque era un 4 di ruolo. Quest'anno hai preso comunque Ivan, che è un bravissimo giocatore, che però lo vedo più come 5. Quindi comunque inizialmente dovevi abituare Morgillo e Ibatiam a giocare assieme, perché comunque sono due ruoli comunque molto simili. Quindi secondo me la difficoltà iniziale è stata soprattutto quella, capire come poter giocare insieme a due lunghi. Comunque sono due lunghi 2,5 m tutti e due. Cioè non è una cosa che vedi sempre, quindi non è una cosa facile. E l'anno scorso la differenza era proprio quella, comunque avevi magari tutti i giocatori più dello stesso ruolo, nel senso avevi Gigi che giocava da 1, io con Giordano che giocavamo da 2, c'era Potti, c'era Maresca, c'era Thiam, e poi tutti avevano i cambi. Quest'anno secondo me la cosa difficile iniziale è stata che appunto avevi magari Frattoni e poi c'eravamo io e Cabriolo, che quindi avevamo tutti lo stesso ruolo. Poi c'era Morgillo con Iba che avevano lo stesso ruolo, che però giocavano assieme. Quindi per me inizialmente è stata una squadra completamente diversa, però come abbiamo detto prima ci vuole un po' di tempo per capire come riuscire a giocare tutti bene assieme. E secondo me adesso è arrivato quel momento lì dove se ci vedi giocare dici ok, questi sono una squadra. Nel senso che la squadra è diversa, è cambiata, ma il mio idea è cambiata, non sto dicendo è cambiata in peggio, Sì, cioè è sì, proprio sì, cambiata, nel senso che è sì, è proprio modificata. cambiata. Cioè, è Esatto, modificata cioè nel senso non sto dicendo che abbiamo perso quello e quindi è cambiato, no.
anzi magari è migliorata, però è cambiata, quindi cioè, secondo me è questo. Sì, non so come altro, come posso dire, non mi viene il Se termine. posso intervenire, Sì, Devi. qualche anno fa i due pivot dell'Esperia assieme facevano 2,5 m. sì, Oggi esatto, i pivot esatto, ce ne sono esatto, due sì, che fanno 4,10 m, perché poi esatto. fino a pochi anni fa giocare senza pivot è come, non so, giocare senza centravanti nel calcio, e voi siete cresciuti Esatto, con quella tipologia, sapere che non c'era il pivot. Cioè, piano piano, prima Tiam, eh, adesso Morgillo. Morgillo, che hanno caratteristiche diverse, però c'è un giocatore là in mezzo all'aria, che è una cosa buona secondo me, infatti si è Certo, cresciuto per questo. E poi comunque vi siete dovuti abituare anche mentalmente a sapere che c'era un giocatore a cui dare la palla, e i giocatori che certo, sono stati presi, io devo dire che a parte quell'episodio di Stuzzichini che insomma ha fatto discutere qualche tempo fa, da Kushan, tutti quanti, insomma, il nostro amico Marco Giordano pochi anni fa era uno dei migliori juniores del mondo. Poi è stato vittima di brutti infortuni. Lui giocava nella nazionale argentina con Bolmaro, che adesso gioca a Milano, e hanno vinto il titolo mondiale juniores. Poi lui è stato sfortunato, ma adesso si sta piano piano riprendendo, l'abbiamo visto cosa sa fare. Frattoni un ottimo acquisto, Morgillo è un giocatore anche molto intelligente, perché poi sa anche aprirsi, quindi ci sono tante cose, però sono d'accordo con Riccardo. Rispetto a pochi anni fa, questa è una squadra che è completamente cambiata, però non ha perso la sua natura, il suo modo di no, essere no, aggressiva, esatto, di essere combattiva, combattente, e questo è quello che poi alla fin fine, diciamo la verità, è quello che porta la gente al palazzetto, insomma, perché la gente certo. vuole vedere, ecco, tornando anche all'Academy, se in quella squadra ci fosse stata una maggior presenza sarda, probabilmente sarebbe andato in maniera diversa tutto quanto. Chissà, chissà. Luca, ci sono domande per Riccardo e Fernando, giusto? Esatto, allora vado prima da Nando, che è un po' più seria, e poi vado Scusa, da l'ho tolta, Riccardo. perdonami. Rimettila. Ok. Allora, domanda per Nando, cosa pensi del formato a tappo della B interregionale? La Lega non dovrebbe rendere l'accesso alla B nazionale più realistico? Almeno una promozione diretta per girone, ad esempio. Nando? Sì, sì, beh, il vero dramma di questo campionato è che sono una conference, no, tre conference, però le spere in una conference che è divisa in due division. 15 squadre per girone, sono 30 squadre, ne salirà una sola. Quindi capisci, è terribile questo fatto qui, perché tu devi fare Sì. una sola promozione, poi alcune di quelle sconfitte in finale, di quelle 4 sconfitte in finale, ne salirà una successiva, però sono quindi 4 squadre in tutto che salgono su 90, su 90. Voi capite che questo ti toglie anche un po' di fantasia, comunque devi fare un campionato con tutti i canestri allineati. Però questo purtroppo è un vecchio discorso, perché anche anni fa la Serie A1 di basket aveva una sola retrocessione, e la 2 stava morendo perché nessuno della Serie A2, che all'epoca era 2 gironi di 16, cioè 32 squadre, dice facciamo campionato a 16 squadre, 32, ne sale solo uno, e quindi molte squadre si mettevano di investire perché sapevano che. Quindi la domanda, l'osservazione fatta dall'ascoltatore è legittima, cioè chi vince il campionato deve salire, come chi vince il campionato vuol dire che è campione d'Italia, quindi una fra Cinecittà o Stella, che potrebbero essere le due favorite, salvo tutte le altre si scanano fra loro fino a Ferragosto. Però così questo campionato di 32 gironi di 15, cioè 30 squadre con una sola promozione, ti toglie molta fantasia. Su questo, Giusto. Ricky, Sì, chiedo a te, perché appunto in qualche modo abbiamo fatto prima la presentazione parlando di Giordano, però è evidente questo. Da giocatore, sapere che la situazione è questa, cioè che comunque poi tanto alla fine l'importante è entrare nel primo taglio, chiamiamolo così, per poi fare playoff e via dicendo, come incide anche sulla concentrazione
durante tutta la stagione regolare, perché appunto quello che diceva giustamente Nando, noi siamo abituati, ma in generale un po' ovunque, non solo nei principali sport italiani, ma anche in generale, comunque la stagione regolare deve avere un valore, perché se no non ha Certo, senso, no? Cioè, se certo. no Però è ti un problema. dico, Eh, alla fine l'anno scorso era praticamente uguale, 2 anni fa era praticamente uguale. Quindi alla fine noi abbiamo in testa che sì, ovviamente dobbiamo arrivare ai primi, nel senso la nostra idea è quella di arrivare ai primi anche in regular season. certo. Però tornando indietro, l'anno scorso in regular season noi, se non sbaglio, siamo arrivati secondi, se non vorrei dire una Sì, sì, cavolata, sì. però esatto. Sì. E poi per fare i playoff, anzi l'anno scorso era anche peggio perché dopo la regular season c'era un altro girone e in quel girone siamo arrivati o sesti o settimi, non voglio dire una cavolata, e dopo quel girone lì c'erano i playoff. Quindi alla fine l'anno scorso era molto simile al campionato di quest'anno come formule. Quindi alla fine noi diciamo che siamo un po' abituati a fare questo ragionamento qua. Alle Però assurdità regolamentari. quelle sono responsabilità di chi organizza, perché voi l'anno scorso siete entrati in questa seconda fase portandovi dietro pochi punti, perché Certo. casualmente siete stati messi in un girone contro avversari che vi avevano battuto. Se foste stati nell'altro girone, Federico, il tuo coach, mi avrebbe detto saremmo partiti dal primo posto. Quindi Certo. questi sono i grovigli che si organizza la federazione, dove noi sempre scherzando diciamo si riuniscono la notte, d'estate nei sottoscala e decidono queste formule. Certo. Invece la formula migliore in questi livelli è la prima sale, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima, ottava, nona, quello che vuoi, lottano per l'altro posto. O comunque dalla prima all'ottava fai playoff, ma non è che vai poi a scontrarti con un altro Sì, girone. sì. Certo. Nel senso, Però, dovrebbero essere un pochino più generose queste formule. Perché... sì, poi E poi lì dipende dimentichiamoci molto che anche dalla l'esperienza- binazionale, perché penso che queste formule sono così perché dalla binazionale facciano scendere solo 4 squadre, 2 da un Certo, girone e 2 dall'altro. Quindi è certo, tutto un... però, sì. E poi non dimentichiamo che questa Esperia quest'estate doveva essere ripescata in B1, in Esatto. nazionale. Ed è un caso clamoroso. Cioè, l'Esperia finalista si ritira una squadra, è come alle elezioni, tu si ritira uno che ha vinto le elezioni e ripescano il primo dei non eletti. E per la E prima invece volta tolgono una squadra. segue il basket. Non ci sono stati ripescaggi e anche questo. Poi, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Non ci volevano, Nando, non ci volevano. Non vi volevano. Vogliono Perché che avevano- vinciate, non vi vogliamo. vogliono Loro, che non ci vinciate, volevano. capito? Esatto. Beh, no, Avevano comunque paura di questa- noi. questo non è vittimismo, però credetemi, da sempre la trasferta in Sardegna è considerata una gigantesca rottura di balle. Ti faccio una storia personale. Quando io giocavo 50 anni fa, un anno le Stelle Marine di Ostia, mi pare, erano finite unica squadra continentale in un girone che era quasi tutto sardo della B2 di oggi, forse. E ho detto, vi costa molto? No, paga tutta la federazione. Cioè, chi vuole venire in Sardegna deve spendere, perché noi abbiamo la continuità territoriale, abbiamo anche i rimborsi della legge regionale sullo sport, ma una trasferta anche da Roma a Cagliari costa e quindi anche se devono farne una o due con Sennori, sono dei costi per cui c'è il tentativo di fuggire. Tante volte anche nel basket femminile, Riccardo lo sa bene, Cus e Virtus in A2 erano 2 gironi diversi, una a nord e una a sud, perché Montesquieu diceva sì, noi già tanto se veniamo una volta a Cagliari a giocare e ci sono stati anche dei tentativi grotteschi di società che dicevano vabbè, veniamo in Sardegna il sabato, giochiamo il sabato con la Virtus e la domenica col Cus, no, così vai a Luna Park a giocare 3 palle 100 lire. Sì, cioè, assurdo. È assurdo. Quindi bisogna tener conto di questo, ma al tempo stesso c'è da dire che quando tu voi fate quante? 15 trasferte l'anno più o meno, le paghi, le paghi. Non dimenticate che anni fa le Canarie si erano qualificate per l'Eurolega Basket e avevano dovuto rinunciare perché dalle Canarie a Madrid sono 4 ore di volo. Se ti capita in la CSK Mosca devi andare, cioè vivere in un'isola ha dei vantaggi ma anche delle fortissime per le leggi. Io mi ricordo l'anno dello studente latino, i miei colleghi di Reggio Emilia che dicevano
dobbiamo venire in Sardegna a giocare. Ragazzi, noi lo facciamo. La Dimo faceva 15-20 trasferte l'anno. Quello purtroppo è un handicap che può pesare sul campionato, però o attacchiamo un'isola al continente oppure appunto, Sì. appunto. C'era una domanda serissima per Riccardo, vero Luca? Quella di Gianluca Esatto, Brundu. esatto. Una domanda per Riccardo: chi vince a 21 tra te e Roberto Pintor? No, Roberto Pintor. Perché è in Brogna. giocabile, Perché No, giocabile. No, Roberto Pintor. Però Salutiamo. se ci fidiamo, non Lo state spieghiamo presente- così il 21, però sembra una partita di carte. No, Il 21 si è batte anche un tiro difficile da libero. spiegare. Vabbè, si parte tutto dal tiro libero, se segni il tiro Esatto, libero e e non rimbalzo. sbagli, arrivi fino a 21. Quindi, secondo me, Roby, se si mette lì, Sì, fa sì. 21 su 21 tranquillamente. Vabbè. Io almeno Facile. 10 li sbaglio. giustamente, Sicuro. giustamente. Ognuno, tu sei quello dell'assist no look, Ricky, lo sappiamo, Esatto. quello della carica e dei punti con gli attributi quando servono, perché insomma Sì, poi Riccardo è una delle tue qualità queste. È una bottiglia Molotov. Esatto. È una E cosa che risale. quando Federico manca deve accendere la Prende la partita, butta bottiglia, dentro accende la Riccardo. bicia, butta in capo Riccardo e qualcosa succede. 9 volte su 10 del bene, naturalmente. Esatto. No, Ricky, proprio su Federico, perché insomma, coach il vostro coach da tempo, da anni, un percorso di crescita importante di tutto il progetto, ma anche vostro personale. Definiscilo in 3 parole. Guarda, ne servono di più di 3 parole sicuramente, nel senso che io sono arrivato all'Esperia dopo il Covid, diciamo, dopo l'anno, allora perché c'è stato il Covid, dopo il Covid avevamo fatto il campionato con la 6 squadre e io giocavo a Sestu e lì l'Esperia aveva vinto il campionato. L'anno dopo ero andato all'Esperia un po' così, nel senso non Così. era programmato, non era fatto niente. Alla fine giocavo non moltissimo all'inizio, poi alla fine mi ero preso non ti dico la squadra perché non devo esagerare, perché c'erano giocatori come Villani, Stefano Chessa, Piero Gan, cioè non devo esagerare, però comunque penso che dal momento in cui ho messo piede all'Esperia, Federico è stato l'allenatore che mi ha cambiato. Cioè, non lo sto dicendo per giocare di più sabato, per fare le trasferte. Glielo dico sempre, nel senso, è il giocatore che mi ha fatto è l'allenatore che mi ha fatto diventare un giocatore. Prima ero magari un po' pazzo, un po' che penetravo e basta, non passavo la palla. Sono arrivato all'Esperia e io sono cambiato completamente. Ed è merito suo, merito di Pierpaolo, di tutte le persone che sono all'Esperia che mi hanno detto: tu oggi diventerai un giocatore. Cioè, senza di lui magari ora non sarei qui in B, giocare in B, o vincendo un campionato di Serie C Silver e un campionato di C Gold, comunque che ho fatto anche da protagonista insieme ai miei compagni, quindi assolutamente. Nando? Beh, Riccardo è un eccellente sesto uomo che c'ha anche, cioè, di quelli che entrano dalla panchina non come semplice cambio, ma perché... E poi ha un altro grande pregio, che quando lui entra, non sai dove si mette, non sai se va a giocare, se butta palla, se sostiene la guardia, se va a giocare nella piccola, sa anche giocare in posto basso, quindi quando entra... esce il numero 7 ed entra il numero 7 nel calcio, tu sai che sta entrando un altro alla destra. Quando entra Riccardo, noi per primi che guardiamo la partita non sappiamo dove può giocare. Questo è un fattore sorpresa, un fattore molto, molto importante, perché Riccardo porta palla bene, sa anche però tirare dal perimetro, sa andare in penetrazione, sa scaricare la palla, cioè sa fare tante cose, sorretto anche, va detto questo, da delle gambe eccezionali e anche da un temperamento, insomma, è figlio di cestista lui, quindi nei cromosomi almeno uno è molto buono. E questo, Mezzo, dai. Sì. Non esageriamo, che poi I geni non tradiscono, dai. Io dico anche un'altra cosa però che mi fa andare in bestia, cioè io ho conosciuto tantissimi ragazzi, io ho seguito per i primi 10 anni di Dinamo in serie A1
girando in tutta Italia, e ho visto tanta gente nelle rose, anche della stessa Dinamo, che non valevano, adesso non dico Riccardo, non valevano molti ragazzi sardi che non hanno mai avuto la possibilità di provare. Io non dico di andare a giocare a Reggio Calabria o a Trento o a Biella o a Teramo, a Roma o dove vuoi tu, ma almeno provare, perché io credo che anche come Riccardo, adesso lo vediamo qui, con questo fisico, con questa capacità di passare la palla, quindi anche buoni fondamentali, almeno una chance di concedere, perché io ne ho viste tante, ne ho visti tanti di Nando, giocatori. se mi permetto, secondo Sì. me qua la problematica che abbiamo sempre avuto a Cagliari è che non c'è mai stata un'esperienza della situazione. Nel senso che a Sassari c'era la Dinamo, quindi se tu già da ragazzino eri bravo, ti buttavano in prima squadra, quindi ti facevi le ossa. Vedi come è successo anche, esagero, però Spissu. Ma è andato fuori, ha fatto comunque la sua esperienza in B, poi è andato in A2, poi è tornato alla Dinamo, un Merella della situazione comunque aveva fatto esperienza in B. Noi alla fine eravamo a Cagliari, non c'era nessuno, i sassaresi non ci calcolavano minimamente, o comunque calcolavano solo veramente il fenomeno della situazione. Quindi secondo me il problema di Cagliari è stato che non c'è mai stata un'esperienza della situazione, che ha una Serie B, Sì. e quindi che può prendere il ragazzino bravo, bravino, lo butta in prima squadra, si allena con noi che comunque sappiamo giocare a basket e possiamo aiutarli soprattutto, e poi si vedrà se merita bene, se no, no. Però comunque secondo me il problema è sempre stato questo. Cioè comunque noi anche sardi, che io, Cabriolu, Manca, vabbè Daniele le sue esperienze le ha fatte anche con Sesto, in B1, cose del genere, però comunque noi soprattutto, a parte un anno che abbiamo fatto in B1 a Sesto, non abbiamo mai avuto una squadra che potesse permetterci di provare a fare un campionato superiore. Sì. È quello il Questo problema, purtroppo secondo me. la Palazzetto Cagliaritana paga un buco di quasi 25 anni tra l'ultima B1 e Esatto. quello che dicevo prima, il palazzetto era chiuso. Il palazzetto Esatto. apriva per le gare di rock and roll e per i convegni di qualche partito politico. Quindi Sì. Ping pong. Il fatto che il palazzetto sia riaperto è un fatto importante. E poi l'Espedia è una società che sta facendo un percorso che, se vogliamo, può essere anche considerato lento, però ha una luce in fondo, quindi vuole arrivare su, non ha fretta di arrivare in 48 ore o di comprare un'Academy, un titolo sportivo. L'Espedia sta facendo un processo, un po' che piano piano, per cui ogni anno c'è una squadra più forte della precedente, ogni anno ci sono 2 o 3 sponsor in più, ogni anno ci sono 2, 3, 400, 500 spettatori in più, e questo processo è un po' lento, se vogliamo, però è quello, secondo me, vincente. Se no costruisci un castello di sabbia che alla prima ondata va giù, invece così ci sono solide basi dietro. Certo, sono d'accordo. Ragazzi, vi faccio questo scherzo, nel senso, sono andato a recuperarmi un vecchio post del Playmaker, del blog di Nando, giugno 2021 addirittura. Consuelo contro Riccardo: tua mamma era molto più forte, caro non so se Nando non mi voleva ancora bene, perché Nando mi voleva ancora bene. Esatto. Non so se ti vuoi rivalere ora in diretta in questa opportunità, però insomma, appunto, figlio di Consuelo Scameroni, lo scrive Nando, ma si sa, insomma, una delle più forti giocatrici di pallacanestro sarde. Ovviamente la domanda più banale e stupida che potrei fare è che consigli ti ha dato tua mamma e via dicendo. Se invece quella che ti voglio fare in realtà è: quante punizioni ti ha dato per errori fatti, per scelte? No, niente. Mia mamma non è quel tipo di mamma, invece. Vedi? Ecco, questo lo capivo, volevo sapere questo. È una di quelle che la curiosità. Viene a vedere tutte le partite. Se gioco bene mi dice che ho giocato bene, se gioco male mi dice che ho giocato male, ma non è di quelle che magari mi dice no, non hai fatto quello, zero. E su l'apprezzo molto questa cosa, perché comunque per quello che sei cresciuto così, quindi non sono tutte così, soprattutto magari appunto lei che è stata una giocatrice fortissima, la gente può dire tua mamma zero. Su questo proprio, anzi, mi dà sempre consigli giusti. Ovviamente ci becchiamo, perché quando secondo me io ho giocato male, dice non è vero. Quelle sono le normali dinamiche.
Esatto, cioè, al di là del talento o meno, cioè, mi pare che sia una cosa abbastanza normale. C'è una domanda per Nando di Born King. Luca, vai. Allora, Nando, spero in una risposta non diplomatica. Sassari non aiuta minimamente l'Esperia né prendendo giocatori né mandando prestiti a crescere. Cosa dice Torre Serra? Sassari intesa come Dinamo. Torre Serra è il Come presidente Dinamo, della certo. federazione, Non è come al di sopra delle parti, al di sopra di tutto. Una cosa è certa, che a Cagliari, proprio all'Esperia, ormai più di 10 anni fa, è sbocciato un fuoriclasse come Sasha Grant, che è un ragazzo che gioca in A1, che ha giocato in nazionale, che ha fatto l'Eurolega. Ora può darsi che il suo desiderio fosse proprio quello di uscire dal comfort zone della Sardegna, però il Ladino manco lo conosceva. Io ricordo una partita, un allenamento che l'Esperia aveva fatto, che Ladino aveva fatto a Cagliari all'Esperia, nel periodo di Mio Sacchetti, facevano queste spedizioni a Cagliari così per conquistare il pubblico, e c'era Sasha, giocava con gli allievi forse, e tu lo vedevi perché sembrava LeBron James rispetto ai compagni, anche per come aveva la capigliatura all'epoca. Ecco, non lo conoscevano, cioè lì è un problema di sapersi muovere, di conoscere il territorio, di schedare è un termine brutto, insomma, cioè di monitorare tutti i giocatori e via. Poi ti ripeto, io ho una chance a Riccardo, per esempio, io gliel'avrei data. Vieni qui un anno, nei 12, poi ti capiterà qualche minuto. Non è facile, perché non è più come ai tempi di Torre Serra, in cui le squadre avevano un americano. Adesso gli americani quando giocava ce ne sono 6 e quindi tu hai è molto difficile, per cui ecco, Marco Spissu probabilmente, se non avesse avuto quella mano dorata che gli consente di battere i tiri liberi col 93% e le triple col 48, 50, 52%, probabilmente non sarebbe arrivato lì. Però Marco... Però anche è cresciuto lui. Quella è Sì. la cosa interessante di Marco, è che è già fortissimo, però ha fatto un percorso. Però lui quando è arrivato a Sassari, Gianmarco Pozzecco, il playmaker titolare era Jaime Smith, un signor playmaker, e Marco gli faceva il cambio 10-12 minuti. E Pozzecco ha detto: no, caro Marco, da oggi il playmaker titolare sei tu. E lì la carriera di Marco è svoltata, quindi ci vuole un allenatore che crede in te, ci vuole un ambiente, cioè non è facile, perché ti ripeto, devi essere molto bravo, devi essere anche strutturalmente, devi reggere il confronto. Però ecco, a Marco questa possibilità è stata data, ma Marco se l'è sudata andando a giocare a Bari, a Castelletto, dove insomma in Piemonte, anche squadre minori. Poi piano piano è venuto fuori grazie anche alla sua... Però rispondere a una domanda, una collaborazione tra Cagliari e Sassari c'è stata, l'Academy. Cioè, quest'anno c'è stata anche l'amichevole, va detto, prima della stagione, che comunque Com'è? non è banale, che c'è stata anche l'amichevole quest'estate, no? Sì, no, ma esatto. Non è banale comunque anche quello. No, però vuol dire l'Academy primo poteva passo. diventare... Provate a immaginare se oggi un ragazzo come Riccardo, ma anche come Cabriolo, oppure Frattoni e l'altro argentino, tu li prendi e anziché il B2 all'Esperia, gli fai la prova del nome facendoli giocare nell'Academy in Serie A2. A quel punto ti accorgi che purtroppo quel progetto è naufragato, però il tentativo di Sassari di allungare la mano verso Cagliari per rispondere alla domanda c'è stato, e Cagliari lo ha rifiutato legittimamente, per carità di Dio, però il tentativo da parte della Dinamo c'è stato ed è naufragato anche piuttosto miseramente, devo dire, con tristezza. Assolutamente. Ricky, siccome ti avevo promesso 20 minuti, ti stiamo sequestrando praticamente. Buttiamoci a sabato, perché appunto tornate al palazzetto, ospitate la San Paolo Scienze Roma, che è una squadra che sta abbastanza dietro di voi in classifica. Aspettative da questa gara? Oltre a riempire il palazzetto come sempre? Vincere. Molto semplice. Noi abbiamo perso di, se non sbaglio, 20 o 25 punti all'andata. Sì. È stato, giusto? Quindi, sì, no, quindi nel senso, incredibile.
Però è Vincere quello che basta. dicevi prima, eravate una squadra nuova, avete pagato un po' di... Sì, no, quello sì, però comunque è stata, mi ricordo proprio che era stata proprio una brutta batosta quella, soprattutto con una squadra che non è la San Paolo Stiense che abbiamo conosciuto negli anni. Quindi comunque sono tutti ragazzini, sono bravi secondo me, però Però sono non, ragazzini. non bisogna fare scherzi sabato, mettiamola così, dai. Esatto, esatto. Comunque è una bella Poi squadra, per giocherete con la carità, però. Tiber, poi verrà qui Sì. l'Aquilano, cioè è un momento questo in cui non solo c'è il rientro di Marco, ma c'è comunque la maturazione di questo gruppo che è molto più affiatato, un momento in cui il calendario ti concede qualcosa, quindi non mi stupirei, considerato anche il fattore palazzetto che è pesante perché ne avete vinti 6 su 7, credo che siate quelli che hanno vinto di più in casa fra tutti, quindi nel giro di un mesetto, diciamo, a fine febbraio, primi di marzo, voi potreste essere proprio dell'anticamera addirittura del quarto posto, del quinto Sì, posto. sì, sì. Una Anche se posizione. comunque non saranno parità facili, perché già comunque No, andare a no. Tiber e andare all'Aquila, comunque sono due squadre secondo me molto molto fastidiose. Sì, Quindi, sì. però sì, sono squadre che abbiamo già battuto in casa, quindi bisogna andare con l'idea di vincere e basta. Quindi Sì, sì, Tra sì, dai. è l'altro, verissimo il questo. buon Matteo Porco ci dice che in realtà avete perso di 9 all'andata, 73 No, no, a no, non 64. penso. Guarda, se Così mi vuoi dice. controllo. No, ma Così poi mi è stato c'è da detto. aggiungere anche un'altra cosa, che quest'anno l'Esperia, tra i tanti cambiamenti che ci sono stati, sta giocando nel girone sud, l'anno scorso era nel girone centro. E quindi ci sono tutte queste squadre, adesso della Campania, ma poi saranno anche della Sicilia Ah, sì. nei playoff. È un girone nuovo, quindi anche quello ha la sua importanza perché abbiamo visto ci sono squadre. Avellino 5 anni fa ha vinto la Coppa Italia, voglio dire, poi ha avuto qualche problema, qualche problema, però stiamo parlando comunque di squadre, perché poi nei playoff si mischiano, cioè se chi arriva prima nel girone delle Spere affronterà non l'ottava del girone suo, ma l'ottava dell'altro girone, quindi anche quello è un mistero, insomma, perché sono campionati che insomma si giocano un po' al buio, come il poker al buio, cioè tu non conosci i tuoi avversari, vero Riccardo? Finché non li vedi in campo, finché non ci giochi contro Sì. almeno fino al primo time out. Vedremo un po' come andrà anche la parità di sabato. Ci dovrei essere anch'io. Io ho visto il vostro rientro alla Palapirasso, ho portato bene. Quindi, anche se fu Allora puoi venire, dai, dai, dai. una partita abbastanza Giochi al devastante. posto di Riccardo. Riccardo, Non lo credo, lasciamo. non credo Ah, proprio, sì, non credo io proprio. vado, tanto ormai te l'ho detto, mi hanno fatto fuori, hanno vinto in Sì, trasferta, sì, quindi sì. io Finito. posso rimanere a casa. Non necessario. Cioè, al referto invece di non entrato c'è non necessario Esatto. per il resto della Figlio di stagione. nessuno. Grazie davvero Riccardo Grazie a voi. Ciao Grazie dell'Esperia. Ricky, Ci Grazie a voi. grazie vediamo Nando. sabato al Palazzetto e grazie Ciao, ovviamente Riccardo. anche a Nando Mura come sempre per la disponibilità. Un abbraccio e a presto. Grazie, Buon lavoro a ciao. Ciao tutti. ragazzi, Ciao a tutti. buona Ciao, giornata, ciao ciao. Eccoci qua. Eccoci Sono andati qua. un po' lunghetti oggi, Vabbè, ci caro il sta, mio ci LDL, sta. ma insomma è stata una bella puntata. Non Strigliardo ha vedevo l'ora, cercato devo di essere sincero. sabotarci, Sì. però. Devo essere sincero, appunto, volevo andare più volte al palazzetto dopo la prima, appunto il ritorno a Palapirastu, però poi per tutti gli incastri, no? Il Cagliari non era mai sei mai possibile. Invece riuscito. a sto giro, col fatto che il Cagliari gioca lunedì, quindi poi la conferenza stampa immagino che sarà domenica mattina, c'è la possibilità di andare, quindi vado molto molto volentieri, andrò molto molto volentieri. Tanto ci sarà anche Nando. Vabbè, sì, c'è Matteo Porto, quindi sarà una bella rimpatriata. Allora, cosa importante, questa è la verità, bravo che mi fai l'assist e ti amo Zizzola 9335, ovvero Milan-Como che sarà rinviata al 18 di febbraio, visto che comunque la Coppa Tramazza vive di scontri diretti, Milan-Como in Coppa Tramazza avrà il 6 politico, mentre in Fanta 131 si aspetterà la giornata. Memoria di quello che è successo qualche settimana fa, si taglia la testa al toro e si fa il 6 politico. In generale, quindi, qualora in questa stagione, speriamo di no, ci dovessero essere altri rinvii,
in Coppa Tramazza, visto che parliamo, serve comunque subito il risultato, non si può aspettare perché rischia di sfasare tutto, si va di sei politico, mentre nel campionato Fanta 131 si aspetterà regolarmente il recupero Milan-Como, che ripeto sarà mercoledì 18 febbraio. Ecco. Sì. Vedi, sì. lì andrei molto volentieri a vedere una bella partita di basket a Belgrado. Sì. È uno dei miei sogni, anche in Grecia, dove c'è un po' di frizzantino, mettiamola così. Sì, poi con le tue grandi capacità e competenze cestistiche, immagino. Ma Ma infatti io guarderei il contorno, che ovviamente. Aia. E c'è un altro tema che andrebbe sviscerato bene, che è il discorso stadio. Ora siamo in chiusura, rischia di essere molto molto lunga la questione, però cercherò di essere sintetico andando contro anche le mie stesse caratteristiche intrinseche e innate, che non vedono la sintesi, ecco, nelle mie competenze, nelle mie metto doti. il timer? No. Andiamo alla Belvì, in effetti. E magari poi porta anche un po' di prodotti tipici agli amici. Visto che tanto lui non è mangia, perché a Belvì sarebbe capace di andare a mangiare, non lo so, il tofu affumicato, probabilmente. Un panino. Esatto, un panino vuoto. Certo. Pane e così. No, torniamo seri sul discorso stadio, perché chiaramente ieri c'è stata in Consiglio Comunale la risposta dell'assessore allo sport Giuseppe Macciotta all'interrogazione del consigliere Michele Boero, poi c'è stata anche la replica del consigliere di minoranza Giuseppe Farris, dell'altro consigliere di minoranza Roberto Mura. Insomma, comunque è stato chiaramente un tema molto molto caldo, perché noi eravamo convinti che a febbraio, massimo a marzo, sarebbero stati i tempi per finalmente chiudere la questione dell'iter procedurale burocratico. In realtà si è bloccato in questo momento il tutto. Io credo che sia una situazione comunque che troverà una soluzione. È evidente che la volontà sia della parte proponente, quindi del Cagliari, tutto il giro, chiamiamolo così, anche di investitori e quant'altro, e dell'ente pubblico, in questo caso del comune, sia quello di arrivare a Dama necessariamente, perché si è arrivati a un punto in cui effettivamente non si può neanche più tornare indietro così facilmente, ecco. Il cavillo, che non è un cavillo, appunto, sono due, lo ha detto Macciotta ieri. Uno è la richiesta del diritto di superficie sul terreno di fatto dove grava lo stadio da parte del Cagliari, che è fondamentale per il discorso finanziamento, cioè per il discorso delle coperture bancarie, per il discorso appunto di fatto della realizzazione in sé per sé, perché quello che è l'elemento che rassicura, tra virgolette, la banca o le banche, insomma quelle che poi concederanno il finanziamento al Cagliari, perché ci si può mettere appunto l'ipoteca, che è quello che in qualche modo è la paura del comune di Cagliari, nonostante poi in realtà sia una prassi già vista anche in altri stadi. Per esempio allo Juventus Stadium la Juve ha il diritto di superficie per 99 anni, leggo perché ho gli appunti, non dall'altra parte. Al diritto di superficie per 99 anni sull'area comunale, dove c'era praticamente l'ex delle Alpi. È stata iscritta un'ipoteca fino a 140 milioni di euro a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, nell'ambito del finanziamento poi vero e proprio dello stadio. A Udine invece c'è appunto una concessione di 99 anni con il canone annuo, quindi quello che dovrebbe essere il pagamento del club comunque insomma del club per fare prima, però sappiamo bene che tutto la situazione è un po' più complessa, a 45.000 euro, mentre il Cagliari propone 50.000 euro di canone annuo e una concessione di 50 anni. Qua
sta in qualche modo il discorso. Bisognerà capire se effettivamente il Cagliari riuscirà comunque a dare le garanzie dovute al comune per poi sbloccare la situazione, appunto, che si faccia in un modo, quindi per esempio prendendo l'esempio di Torino con il diritto di superficie, oppure che si facciano come l'esempio di Udine, quindi con la concessione. Vedremo. E lì è tutto un discorso, capite bene, è sì politico, ma è anche di gestione sugli eventuali problemi, perché il tutto non sta sulla realizzazione in sé ora. Il problema è se ci dovessero essere delle problematiche debite, il creditore esatto, va a rifarsi sullo stadio, cioè che ti bloccano lo certo, stadio, e poi un problema anche per il comune, perché il comune è certo, proprietario dello stadio. assolutamente. Quindi a quel punto diventerebbe complessa la gestione di appunto, di un problema fondamentalmente. Ok. Quindi il comune ha detto 50.000 euro sono troppo pochi e il diritto di superficie non ve lo possiamo dare perché se succede qualche problema poi si rischia di avere lo stadio, di avere lo stadio bloccato. Dall'altra parte il Cagliari nel PEF appunto ha inserito quei documenti, quegli elementi, scusatemi, non quei documenti, e quindi io credo che si troverà assolutamente una soluzione, ma non perché sono ottimista io, semplicemente perché siamo arrivati a un punto in cui non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro perché non conviene a nessuno tornare indietro. E quindi così. Vedremo. È sicuramente un tema molto molto interessante, ma bisogna capire quali saranno poi i prossimi passi. Sarà tutta una questione di trovare il giusto accordo, ecco. Trovare il giusto accordo tra le parti e capire effettivamente come superare questa problematica. Perché chiaramente a oggi è un problema grosso, ma ci sono esempi a cui ispirarsi, che sia, ripeto, che sia in un caso o che sia nell'altro. Quindi c'è la possibilità di trovare l'accordo. Ecco, per quello che io vi dico che sono ottimista, nel senso che penso che si troverà una situazione, proprio perché ci sono questi precedenti, in un senso o nell'altro, che quindi lasciano spazio a magari anche una via di mezzo, non lo so, cioè credo che comunque si possa trovare, ci sia il margine, ecco, per trovare l'accordo. E ci sia anche la volontà perché, di trovare un accordo, tra l'altro. perché la Perché è volontà poi importante. tanto, anche a livello politico, è una volontà bipartisan, la vogliono Certo. tutti. Certo. La vogliono tutti, perché chiaramente per la città sarebbe un passo avanti molto molto importante, sia per esempio per la giunta attuale, ma anche in futuro per un eventuale cambio di colore politico dell'amministrazione. Cioè diventa poi un qualcosa che esce dal discorso meramente partitico di coalizione, cioè è un qualcosa che va chiaramente più in alto. E quindi questa è un po' la situazione, molto molto in sintesi, perché poi chiaramente bisognerebbe entrare nel tecnico e diventa anche abbastanza complesso riuscire a renderlo poi effettivamente, anche perché io non sono architetto, non sono esperto di diritto, cioè, ho i miei studi universitari, però non sono un tecnico, quindi non ho neanche le competenze giuste per poter dare un parere appunto tecnico da quel punto di vista. Comunque, ragazzuoli, Andiamo. 14:30, conferenza stampa di Guido Angelozzi allo stadio, 15:30, allenamento aperto, sempre allo stadio, per il Cagliari di Fabio Pisacane. Vediamo, è difficile, quasi impossibile, ma vediamo se riusciamo a organizzare una diretta estemporanea stasera di commento anche alle parole di Angelozzi. La vedo molto molto complicata, quindi non aspettatevela, però magari se riusciamo ci proviamo, se no ne parleremo domani chiaramente nell'ultima puntata settimanale di Buongiorno 131.
in cui si parlerà ovviamente di Roma. Abbiamo un altro ospite interessante del panorama nazionale, quindi con cui parlare un po' in generale anche di questo. Quindi grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a Riccardo Picciao e a Nando Mura, grazie anche a Vittorio Ossanna ovviamente per essere stati con noi. Ci vediamo domani, sicuramente domani. Noi ci vediamo dopo. Io ci vediamo dopo. Tra un paio d'ore. Va bene. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Risponderò su Telegram alle domande, ho visto che ci sono 1000 notifiche. Buona giornata e sigla. Adios. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.